Buongiorno a tutti. Con domenica è iniziato il tempo dell'Avvento e Gesù nel Vangelo per ben 3 volte ci ricorda ai suoi discepoli l'importanza di vegliare. Vegliare per sapere riconoscere quando Lui ci viene incontro. Come intendere questo vegliare? Nel Vangelo usa un'immagine molto bella che è quella del portiere di un palazzo. Il portiere generalmente è colui che lascia entrare a casa nostra chi viene per il nostro bene, chi abbiamo invitato o chi ci sta portando un regalo. E allo stesso tempo lascia fuori invece chi viene per distruggerci, chi viene per rubare. Ecco che però ciascuno di noi ha un proprio portiere nella sua vita, ha la coscienza, ha un guardiano interiore che ha il compito di vagliare tutto quanto si presenta a noi mediante i nostri sensi. Allora ecco che all'inizio di questo avvento noi ci potremmo chiedere: ma come sta la mia coscienza? Come sta il mio guardiano interiore? È un guardiano stanco? È un guardiano annoiato? È indifferente? È oberato di cose da fare? È un guardiano che lascia passare ogni cosa, lascia passare anche il male? O è un guardiano invece che blocca tutto, blocca addirittura anche il bene che si fa presente a noi? Ed ecco, io penso sia davvero importante, no, porsi questa domanda. Altrimenti, se non ci preoccupiamo mai della salute del nostro guardiano interiore, rischiamo, ad esempio, di lasciare entrare in noi oppure di lasciare uscire una bestemmia, convinti che non sia nulla di male, salvo poi accorgerci che nel tempo quella parola, come altre cose negative, in realtà ci rovinano, ci fanno male dentro. E magari non accorgerci invece di quando il Signore si fa presente a noi. Ad esempio quando il Signore si fa vicino in un messaggio di un amico, quando il Signore si fa vicino in un gesto di tenerezza, di solidarietà, in un gesto di gratitudine, attraverso la bellezza che abbiamo attorno. Oppure magari quando il Signore si fa vicino attraverso qualcuno che ci chiede di impegnarci per il bene comune, o si fa vicino in un povero che ci ricorda che la ricchezza nella nostra vita non è tutto, o ancora di più quando il Signore si presenta a noi risvegliando o ridestando lo stupore per la vita. Ecco allora come possiamo intendere questo vegliare? Come un portiere che sa riconoscere e lascia passare il Signore tutte le volte che si fa prossimo a noi.